Chi ruba deve essere punito e qui lo stiamo facendo bene. Queste 2300 persone sicuramente per loro non sarà finita qui. Rabbia, amarezza e indignazione. La notizia dei furbetti del ticket scovati dalla Guardia di Finanza fa infuriare il governatore del Veneto Luca Zaia. Coloro che hanno rubato ora devono pagare. Questo è l'appello del numero 1 di Palazzo Balbi. Pensare di aver scoperto 2300 persone che si dichiarano povere davanti a uno sportello dell'ospedale per non pagare 36 euro di ticket, e questo fa arrabbiare. E questo lo dobbiamo a tante povere persone che invece non hanno reddito per potersi pagare il ticket, che sono esenti. Quindi è bene che chi può pagare paga, e adesso paga seratamente. Un'ingiustizia verso coloro che non riescono ad arrivare a fine mese e si trovano a dover affrontare spese sanitarie elevate, e la reazione della gente non si fa attendere. Non trovo giusto che chi può non debba pagare. E se c'è un tributo da pagare è valido per tutti, ecco, tutti lo dovrebbero pagare. Chi deve pagare bisogna che paghi e basta. Se è una cosa che si deve fare bisogna rispettare la legge. Facevano i furbetti e non mi sembra proprio in questi momenti non mi sembra proprio corretto comportarsi in questo modo. E chi il ticket lo paga sempre non sarebbe contrario a rendere pubblici i nomi dei finti poveri. Bisognerebbe pubblicare tutti i nomi, invece la privacy non lo permette, ma non vedo giusto. Così almeno la gente può capire chi ne approfitta e chi no. Se hanno il coraggio di fare quello che fanno, devono avere il coraggio delle loro azioni. Dovremmo appendere i nomi fuori dagli sportelli degli ospedali, e chissà che qualcuno scopra anche che il vicino di casa è facoltoso fa ste robe.